l'acqua non scorre soltanto, racconta. Qui il fiume non è solo un corso d'acqua, ma un cuore che pulsa tra ghiaie bianche, radici e memorie. Siamo a Crocetta del Montello e questo è il nostro Piave. Ogni mattina qui la luce tocca il greto del fiume come fosse pelle. Fra i ciottoli qualcosa di invisibile si ostina a vivere. Minuscoli fiori, piante rare, fragili solo in apparenza. Creature che non si trovano altrove, creature che resistono, senza chiedere nulla. Solo spazio, silenzio, rispetto. Ora tutto questo silenzio rischia di essere interrotto. C'è un progetto che potrebbe trasformare tutto: le casse di espansione. Invasi artificiali costruiti per contenere le piene, interventi tecnici pensati per la sicurezza, ma che se realizzati qui rischierebbero di cancellare un intero ecosistema. Non è una paura vaga, è una possibilità concreta. Dove oggi c'è vita spontanea, rara, indifesa, domani potrebbe esserci solo fango. Dove oggi fioriscono le orchidee, domani ci sarebbe un cantiere. Dove oggi i bambini osservano i piccoli fiori con il naso all'ingiù, domani potrebbero esserci argini e cemento. La sicurezza è importante, ma può essere intelligente, può essere condivisa, progettata insieme, ascoltando il territorio. Non è necessario scegliere tra sicurezza e natura. Possiamo, anzi dobbiamo, trovare un equilibrio. E ce lo presenta il suo sindaco Marianella Tormina. Buongiorno sindaco. Benvenuta Ida. Sì, Crocetta del Montello è un luogo particolare e ameno. È costituita per un terzo da abitato classico, per un terzo da bosco Montello circa e per un terzo da questo paradiso che sono le Grave di Ciano nel territorio di Ciano. È un sito particolare, classificato scientificamente particolare, estremamente protetto. Qui quando il Piave incontra il Montello fa un'ansa e l'ansa ha fatto sì che si crei un territorio che piena dopo piena, flusso dopo flusso, è diventato un portafoglio di biodiversità, un portafoglio che serve a tutto il territorio circostante, ad un ambito che coinvolge quasi 100.000 abitanti, ma che comunque beneficiano di questo piccolo angolo libero da ogni antropizzazione. Sindaco, tutto questo ora rischia di scomparire. Sì, è vero. Esiste una progettazione che è stata avviata per la costruzione di grosse casse di laminazione, cioè di grossi bacini dove stoccare l'acqua del fiume quando è in piena, che se realizzati così come si è pensato nello studio di fattibilità, farebbe completamente sparire questa grossa e unica ansa del fiume. Ma per capire cosa sono le casse di espansione e il grande rischio per questo territorio, ne parliamo con Franco Nicoletti. Grazie Sindaco. Grazie. Ciao Franco. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Eccoci qua ad ammirare, a contemplare tutta la potenza di quest'acqua del Piave. Questo è un torrente vestito da fiume incastonato in uno dei posti più belli del Veneto e più ricchi di biodiversità. È incastonato tra il Montello, Rete Natura 2000, la zona dei Palù, Rete Natura 2000, la zona delle Fontane Bianche, Rete Natura 2000, quelle che vedete laggiù sono le colline del Prosecco, le colline dell'UNESCO,
e lassù abbiamo il massiccio del Monte Grappa che fa parte del MAP, sempre UNESCO, quindi il corridoio ecologico più importante di tutto il Veneto, l'ultimo rimasto. Hai detto una cosa importantissima. L'ultimo corridoio ecologico, l'ultimo di tutto il Veneto, che rischia di scomparire, abbiamo detto, a causa di queste casse di laminazione. Spieghiamo bene. Ma le casse di laminazione sono sicuramente un'opera utile, soprattutto se viene fatta nel posto giusto. Penso che questo sia il posto peggiore dove poter realizzare un'opera di questo genere, con questa tipologia di impatto, anche se non c'è ancora un progetto definitivo da poter analizzare. Lo studio di fattibilità, che è l'unico documento valido che abbiamo in mano in questo momento, ci presenta un'opera sopra 555 ettari. Tutto quello che vedete qui all'orizzonte scomparirà totalmente. Tutto questo rischia di scomparire a causa delle casse di laminazione. Sì, le casse di laminazione sono delle opere strettamente necessarie per salvaguardare il territorio dal pericolo delle esondazioni. Ovviamente vanno fatte nel posto giusto. Questo sicuramente non è il posto più idoneo, questo è un dato di fatto inconfutabile. Ma c'è anche un importante fattore di pericolo in virtù di questi progetti. Ce ne sono più di uno. Uno è la natura carsica del territorio, del Montello in particolare. L'altro, per fare un altro esempio importante, è che la sponda della sinistra Piave è 30 metri mediamente più bassa della sponda destra. Quindi nel momento in cui dovessero essere costruite le casse di qua, in caso di esondazione del fiume andrebbe ad allagare tutta la pianura della parte sinistra del fiume. Cosa porterebbero via queste casse di espansione? Non solo il territorio, ma molto, molto di più. Territorio, economia, turismo, soprattutto turismo, ripeto, qui siamo in una zona certificata dall'UNESCO, dove il turismo sta crescendo in maniera esponenziale insieme anche all'economia della viticoltura. Andare a mettere questa visione dall'alto delle colline dell'UNESCO con questo paesaggio di 555 ettari, che è un territorio mostruosamente grande, vuol dire veramente deturpare un territorio da 360 gradi. Perché sarebbe veramente, lo vogliamo far capire ai nostri telespettatori, un'opera imponente che andrebbe Si vedrebbe dalla Luna. Si vedrebbe dalla Luna. Ma vediamo la biodiversità e il grande valore di questo ambiente. Le piante sono un segnale che l'ambiente sta bene, che è sano, che l'ambiente funziona. E ne parliamo con Katia Zanatta. Ciao Katia. Ida, ciao, buongiorno, benvenuta nelle Grave di Ciano. Grazie, grazie. Facciamo una piccola sintesi, perché le cose da dire sarebbero veramente tante, vero? Sì, sono davvero tante. Le Grave di Ciano sono molto complesse e la parola complessità le può ben definire. È una parola che oggi viene poco o nulla accettata perché non percepita, non intesa. E le Grave di Ciano sono dal punto di vista ecosistemico un mosaico. Voi immaginate un mosaico composto di tanti tasselli, ognuno di questi tasselli sono gli habitat. Habitat che variano dal passaggio dall'alveo del fiume Piave, dove la dinamicità del fiume è molto elevata, per cui lì abitano delle specie cosiddette pioniere, sono annuali, sono specie che hanno un ciclo vitale molto veloce. Man mano che noi ci allontaniamo dall'alveo e raggiungiamo questo luogo meraviglioso che è un terrazzo consolidato, laddove un tempo passava il fiume, poi il ramo, qui in destra orografica, ha abbandonato il territorio e si è spostato in maniera definitiva in sinistra orografica. In questo terrazzo consolidato gioca un ruolo importantissimo il suolo che è formato essenzialmente dalle ghiaie che il fiume Piave aveva portato negli anni passati, su cui appunto si è depositata una sostanza organica, ma un sottilissimo strato di sostanza organica. Le caratteristiche di questi suoli sono la aridità. Qui manca l'acqua e poi mancano i nutrienti. In gergo tecnico si dice che questo suolo è xerico e oligotrofico e proprio su questi suoli si sviluppano e si impostano degli habitat del tutto peculiari che rendono le Grave di Ciano uniche nel contesto regionale.
Katia, cosa sono queste piante che sembrano quasi uscite da una favola? Sono dei pennacchi quasi. Ma infatti vengono chiamate le piante delle fate. Queste bellissime forme della natura si chiamano infruttescenze di questa pianta che si chiama Stipa eriocaulis. Proprio questa pianta è entrata nella storia, diciamo, della tradizione locale, perché una volta venivano raccolti in mazzetti e venivano colorati per poi ornamentare i vari altari o anche le case, ed è entrata nella tradizione a tal punto che le donne ancora oggi, le signore di una certa età, se lo ricordano come tradizione. Come si può definire, in poche parole, la biodiversità delle Grave di Ciano? Darò qualche numero in breve. Le Grave di Ciano da sole occupano lo 0,05% dell'intero territorio del Veneto. Eppure in questo francobollo di territorio sono custodite ben 400 specie, forse anche di più, circa il 10% dell'intera flora vascolare della regione. E queste specie, pensate, sono qui, nelle Grave di Ciano, e vivono in popolazioni numerose, stanno bene, cioè. Se noi usciamo dalle Grave di Ciano, queste specie stanno rischiando l'estinzione. Quindi viene da sé che se distruggiamo le Grave di Ciano, noi distruggiamo un patrimonio biogenetico, lo distruggiamo per sempre, che custodisce queste specie che stanno scomparendo. La voce delle piante non si sente, ma esiste. È la voce che si alza quando un fiore minuscolo si apre tra i sassi. È la voce che chiama chi ha occhi per vedere e cuore per capire. Difendere il greto del Piave non è solo un atto ecologico, è un atto culturale, umano, civile. Perché certe bellezze non tornano. E certi errori, se commessi una volta, valgono per sempre. Ascoltiamo, proteggiamo, custodiamo Crocetta del Montello, che non è solo un punto su una mappa, è una scelta, è un esempio, è un seme di futuro. E come ogni seme ha bisogno di essere nutrito, non calpestato, innaffiato di cura, non soffocato di fretta. Difendiamo ciò che non ha voce, perché è proprio lì, dove non si sente nulla, che la vita urla più forte.